Salve a tutti, vediamo ora l'equazione della retta in forma esplicita e implicita e come si disegna una retta a partire dall'equazione. Allora, questo è importante da ricordare, la forma esplicita di un'equazione di una retta è y e kx più n, dove k rappresenta la pendenza. In un altro video ho spiegato come capire intuitivamente il concetto di pendenza. Comunque pendenza si dice anche qua che k è il coefficiente angolare e n rappresenta l'intersezione della retta con l'asse y. Qui è proprio un significato geometrico. Oppure si può scrivere in quest'altra forma implicita ax più by più c uguale a 0. Perché questa si chiama esplicita? Perché viene dato esplicitamente il valore della y rispetto alla x. Questo avrà importanza specialmente quando si studiano le funzioni che si danno, di solito per le funzioni la y in funzione della x, appunto. Quindi di forma esplicita mi dà esplicitamente il valore della y, invece qui è implicito, è dentro, è nascosto. Allora, adesso si può convertire facilmente da una forma all'altra. Facciamo un esempio. Qui abbiamo questa retta y meno 2 quinti x più 2 che appunto è in forma esplicita, è proprio uguale. Vediamo che k è meno 2 quinti e n 2. Il fatto che k è meno 2 quinti significa che meno 2 quinti è proprio la pendenza. Vabbè, infatti qua poi adesso anticipiamo già, l'ho già disegnata, poi vediamo come si fa per disegnare. Pendenza negativa significa che muovendoci lungo l'asse delle x la retta decresce, infatti è così. Va bene, andiamo avanti. Allora, adesso vogliamo trasformarla nella forma implicita, ax più by più c uguale a 0. Vabbè, allora devo avere un termine con x, uno con y e ancora un termine numerico. Questo y allora lo porto dall'altra parte. Se lo porto dall'altra parte qui rimane 0. Meno 2 quinti x e portando dall'altra parte cambia segno. Meno y più 2. Adesso il lato sinistro è uguale al lato destro, quindi il lato destro è uguale al lato sinistro. Quindi tutto questo è uguale a 0. Ho solo scambiato il lato destro e sinistro. E adesso uno dice che abbiamo già ottenuto quello che volevamo. Sì, in un certo senso sì, però si usa eliminare tutte le frazioni quando abbiamo la forma implicita, perché la forma esplicita non si può, y è quello che è, quindi deve essere 1 il coefficiente di y. Però qua si usa eliminare le frazioni, quindi potremmo moltiplicare tutta l'equazione per 5 per eliminare. Io in realtà, e andrebbe anche bene, ma io in realtà ho moltiplicato con meno 5. Perché? Perché così questo meno e questo meno diventano dei più. Si poteva anche moltiplicare semplicemente con 5. Allora, meno e meno mi dà più, come stavo dicendo. Questo 5 va via con questo 5, ho 2x. Qui meno per meno mi dà più, y per 5 è 5y. Più per meno mi dà meno, 2 per 5 è 10. E questa è nella forma implicita. Adesso per disegnare una retta, data l'equazione, è molto facile in realtà. Allora, si può usare questa forma o questa forma. Diciamo che adesso uso questa forma implicita. Allora, per disegnare una retta, se ci pensate, in realtà basta trovare due punti, perché poi la retta passa per quei due punti, si riesce a tracciare senza problemi. Basta trovare due punti qualsiasi in pratica. Per quello noi possiamo fare una scelta, perché ad esempio la scelta che conviene fare per fare meno calcoli è scegliere una volta che x è uguale a 0 e calcolarci la y, e l'altra scelta è scegliere y uguale a 0 e calcolarci x. Noi potevamo fare anche un'altra scelta, avremmo trovato semplicemente altri punti della retta, ma tracciando sarebbe stata la stessa retta. Adesso vediamo, se noi scegliamo qui che x uguale a 0, 2 per 0 è 0, questo termine va via e ci rimane solo 5x meno 10 uguale a 0. Portiamo il meno 10 dall'altra parte, diventa un più 10, 5y uguale a 10, dividiamo con 5, perché 5y diviso 5 è y, noi vogliamo trovare y, 10 diviso 5 è 2. E allora abbiamo x è 0, y è 2. Questo è un punto. Poi abbiamo scelto y uguale a 0
Allora 5 per 0 è 0, questo termine va via, abbiamo 2x meno 10 uguale a 0, questo meno 10 lo porto dall'altra parte diventa 10, qui ho 2x, allora divido con 2 perché 2x diviso 2 fa x, che volevo trovare x, 10 diviso 2 fa 5, e allora adesso però attenti qui a non scambiare l'ordine, è molto importante, la prima coordinata x e la seconda y, qua x è 0, y è 2, attenzione qui x è 5 e y è 0, non si deve scambiare l'ordine, prima x poi y. Adesso possiamo disegnare questi due punti, il punto A è 0, 2 e il punto B è 5, 0. Abbiamo questi due punti, possiamo tracciare la retta. Potevamo fare anche un'altra scelta, solo questa ci fa fare meno calcoli. E un'ultima nota, se la retta passa per l'origine che ha coordinate 0, 0, quando noi scegliamo x uguale a 0, ovviamente troviamo y uguale a 0. Ma poi non possiamo scegliere di nuovo y uguale a 0 perché ritroviamo sempre lo stesso punto, abbiamo solo un punto. In quel caso bisogna scegliere un altro valore, volendo anche un secondo valore per la x, oppure un altro valore per la y. Va bene, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.